Quarta edizione del premio Carchinos ad Agrigento. Il team coordinato da Carmelo Cantone è al lavoro per definire tutti i dettagli della manifestazione che anche quest'anno si annuncia interessante per quanto riguarda i nomi, con un programma ricco di piacevoli momenti di intrattenimento. Il premio è organizzato dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduta proprio da Carmelo Cantone. C'è attesa per conoscere chi si aggiudicherà il premio speciale. Il Carchinos, come è noto, viene assegnato a personalità agrigentine che si sono distinte nel proprio campo lavorativo a livello nazionale e internazionale, ma anche locale. L'unico nome che si conosce al momento è quello della presentatrice della manifestazione, ovvero Elettra Curto, che in pratica viene confermata nella conduzione. Le personalità da premiare saranno 8, tutte persone che il nome di Agrigento lo hanno portato in alto con professionalità e grande senso del dovere, un pregio sicuramente che vale l'importante premio.